E è stata presentata a Udine l'ottava edizione di Suns Europe, il festival di musiche, cine, teatri e letterature dedicate alle lingue minoritaris europeanis. Le novità più importanti sono che dopo di 2 anni che abbiamo cambiato un po' le formule dal festival, che non si poteva più fare in un posto grande con tante int, sta il teatron che è sempre stata la sua naturale dal nostro festival, e si sono inventati una soluzione differente di festival sparniciata ai territori che stanno a mantenere tutti e due le formule, che è storiche, che vi darà il Siarassi dal festival al teatron ai 26 di novembre, ma tra le prossime settimane si attacca anche una kermesse, una vore diversificate di eventi tra i territori per accontentare un po' tutti. Questa è una cifra, una specialità che il nostro festival rispetto a tanti altri eventi regionali. Venga stai di essere una vore centrata sui nostri territori e sulle nostre specialità, ma al stesso tempo di creare dei punti, dei leams con i popoli che sono compagni di noi e che sono tanti, una vore braurosa attorno all'Europa. Suns lo conosciamo bene, un festival musicale, ma non nome musicale, anche perché gli ultimi anni si è veramente viert a tanti altri forme artistiche e che non so spiegare però perché a parte la nostra attenzione le lingue minoritarie, ma non nome che è poi conosciuti, anche che manco conosciuti, che però sono peculiari di alcuni dalle aree geografiche d'Europa che sono importanti e che vanno tutelati se possono rientrare in città un più grande movimento che possède di far conoscere le nostre culture d'Europa e le nostre identità, senza calcolare che il valore proprio storico è veramente importante, per cui us inviti a venire a Vio di Suns, proprio perché varese una certa di tutti questi grandi biellecci di tutto il nostro continente.